Alessia, mi piace molto fare video, già sono su YouTube, per questo dovrete sapere il mio nome. Sono qua per far vedere il make up. Vedete, c'è una rosa. La rosa è il simbolo del make up. Il profumo è tutt'altro, non è della stessa roba. Dopo, se volete decorarvi, avete delle collane che vi dico già hanno delle pietre un po' così pesantucce, ma naturalmente queste qua come si dice, non hai bisogno di aprire e chiudere il coso perché guardate, gigantesca. Ok, adesso vi posso già dire Lancome. Questo è una crema, come prima. Se comprate il sacchetto avete già tutto. Prendete Lancome Genifique e dopo vedete, così non si vede così giusto bene, ma dentro così un olio, ve lo posso far vedere. Fate attenzione che questo esce con una sveltezza estrema. Scusate. Ecco, prendete, dopo cominciare un po' a luccicare, no? E mettete nelle parti dove voi pensate che avete un po' di più rughe, no? No. E dopo qua questi puntini che molti hanno sul naso. Io non li ho, ma ho così tipo dei frunchi che sono di quei piccoli puntini che nascono e escono. E io con questa crema mi è tutto uscito. Chiudete molto bene perché se questo esce... Dopo prendete la crema di Lancome, come vedete la mia è ancora piena. Io l'ho già una settimana, sì. Questo è il segno della croce, beh, per me è sempre il più facile. Il segno della croce vuol dire no, non vuol dire che credete in Dio, molti non ci credono, ma io sì. Beh, adesso non stiamo parlando di questo, vero? Ma vuol dire che così riuscite a dividere più bene la crema, no? Questo qua lo mettete nella faccia. Ecco. Adesso viene il Lancome mascara, così è una forma. Vi consiglio per il mascara, molte volte mettiamo troppa tinta noi ragazze, siamo dalle teenager. Allora vi consiglio di prendere così un lenzuolo, l'hanno appena lavato, che buono, sì, e così dopo vi farò subito vedere. Allora. Schiacciate molto, ecco, vedete, questo vi stavo e questo vi sto spiegando, questo e questo, no? Das ist offen gesagt der echte Mord. Hi, ich bin... Also schön, kommen wir zum nächsten Punkt. Bitte unterlasst es, Besuchern die Hüte vom Kopf zu reißen, wenn sie in eurem Gehege
Das hat rechtliche Konsequenzen. Und weitaus wichtiger, es ist schlichtweg unhöflich. Natürlich können wir sie weiterhin mit Kacke bewerfen. Das ist Tradition. Diese neuen Mordsgruppen sind echt niedlich. Ich würde sogar so weit gehen, sie als geradezu hinreißend zu bezeichnen, Molly. Dopo, se volete, se vi è uscita molta tinta, mettete la crema, no? Questo. Perfetto? Gar keine schwache Idee. Hey, was hat das Mund zu bedeuten? Keine Ahnung. Ich werde auf den Bericht meines Außeneinsatzteams warten müssen, ehe ich DEFCON ausrufe. Was genau ist ein DEFCON? Das ist geheim. Hoffe nur, dass du niemals einen erleben wirst, Schwester. Die Befunde lassen darauf schließen, dass wir E dopo, come vi ho detto, questa pittura naturalissima, proprio niente di forte per questi genitori, ve lo ripeto. Oh oh, oh oh, adesso lo dico io, oh oh. E niente, qua niente. Un secondino, torno subito. Questa... Ah, qui. Trovato. Io ho detto, solo quello da là. Vedete, è ancora nuovissimo. Was hast du mit den Plüschtieren gemacht? Ich bin es sicher, ich habe mit der geringste, diffuseste Ahnung, von was ihr da auch immer sprecht. Oh ja, schnappen Sie Olga, meine super gespanntvollen Freunde. Ja, tun Sie Olga. Sì. Los, du hast du was übersehen. Na schon, ich war vielleicht indirekt auf eine Reise bemüht, meine Schuld ist. Für andere wollte ich vor dem Buch der Doppelmotorpuppe. Wen interessiert's? Macht's. Den echten Mord, den er von Alice mit seinen Kuscheltieren weggeklaut worden ist. Come vedete, Der echte Mord ist hier. è fatto. Ciao. Fino alla prossima puntata di Make Up Girl. Keine Sorge, sowas machen wir doch ständig. Ciao.